Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Parliamo di nuoto paralimpico. Domenica 4 febbraio, nella sede della Polisportiva Terraglio, è andata di scena la prima delle 4 tappe venete del circuito interregionale FINP. E per parlarne abbiamo in collegamento Sandra Benedetta, delegata a FINP Veneto. Innanzitutto salve, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno e grazie a voi dell'invito. Allora, innanzitutto come si sono svolte le gare? Quanti partecipanti, quante gare, insomma come si è svolto il tutto in cifre? Sì, allora, innanzitutto questa è la prima tappa del nostro circuito di gare regionali appunto del Veneto. Erano presenti 44 atleti di 13 società della Regione Veneto e non, essendo appunto le nostre tutte gare interregionali, quindi diamo la possibilità anche ad atleti di altre regioni di potervi partecipare. E si è svolta in modo molto soddisfacente e per questo volevo appunto ringraziare il presidente della Polisportiva Terraglio Davide Giorgi, il vicepresidente Giovanni Pozzi e Mirko Castellani, sempre presenti nel moto paralimpico. È emerso anche un bellissimo record italiano di Asia Amelie, che è una ragazza dell'Atlantide, una società di Modena, della provincia di Modena. Era presente con noi l'AVIS, l'Associazione Volontaria Italiana dei Donatori di Sangue, sempre presente al nostro fianco, sempre da supporto con noi. E quindi dobbiamo ringraziare perché l'Avis dal 2018 ci segue in tutti i nostri eventi, le nostre manifestazioni regionali e interregionali ed è sempre un nostro supporto, è sempre presente assieme a noi e noi siamo orgogliosi di avere come sponsor un'associazione così importante e comunque si è Guarda, svolta nel miglior modo possibile. ecco, Come? sicuramente dunque è Sì. buona la prima. Assolutamente sì, assolutamente buona la prima. Poi ci aspetterà la gara a Montebelluna in provincia di Treviso nel mese di maggio, poi a giugno avremo il trofeo Castagnetti presso il Centro Federale di Verona e infine avremo a luglio, a metà luglio invece avremo la gara in acque libere, nuotiamo insieme, è una gara a fine organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto Veneto, il Comitato Regionale Veneto, che da anni ormai ospita i nostri ragazzi. E quest'anno siamo orgogliosi in quanto questa tappa delle acque libere rientrerà anche nel circuito nazionale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. Quindi è la tappa del nord, del nord. Quindi di questo siamo molto orgogliosi e verrà organizzata, oltre appunto dalla Federazione Italiana Nuoto, anche da una nostra società di San Donà di Piave, la società Alba Chiara. Mentre il trofeo Castagnetti verrà organizzato sempre dalla Federazione Italiana Nuoto e la società Verona Swimming. E poi noi in Veneto abbiamo 8 società dislocate un po' in tutte le province, provincia di Belluno, Sportivamente Belluno, Montebelluna la Sport Life, poi abbiamo la SPEA Padova e Civitas di Padova, e la società Gabbiano di Campodarsego che è appena nata e quindi noi siamo veramente orgogliosi anche perché il nostro è un lavoro di squadra, un lavoro di gruppo dove tecnici si confrontano quotidianamente, si confrontano per il meglio dei nostri ragazzi e quindi noi siamo veramente orgogliosi del lavoro che stiamo facendo tutti assieme perché è proprio una squadra. E questo sicuramente è molto importante. Da che età si può cominciare a praticare nuoto paralimpico? Allora, si può praticare nell'agonismo il nuoto paralimpico da 9 anni, dall'età di 9 anni. Molto importante, noi in regione abbiamo iniziato già nel mese di settembre e adesso il 25 febbraio avremo un altro evento. Noi per promuovere il nuoto paralimpico fra i ragazzi organizziamo degli Open Day, ossia delle giornate per ragazzi già tesserati con le nostre società, ma anche ragazzi che ancora non sono tesserati, però hanno praticità
acquatica, e quindi possono venire a provare a nuotare con i nostri tecnici, con i tecnici della nazionale. È proprio, l'obiettivo è proprio quello di confronto fra tecnici delle società, fra tecnici anche FIN e i tecnici dello Stato nazionale. E noi ad esempio a Campodarsego con il primo Open Day avevamo una presenza di 17 ragazzi nuovi appena arrivati che sono venuti a conoscerci, e di questo dobbiamo ringraziare la collaborazione che abbiamo con le varie associazioni del territorio, soprattutto con l'associazione La Nostra Famiglia, con anche le aziende sanitarie locali, tant'è che abbiamo sottoscritto con il CIP Veneto e alcune aziende sanitarie locali della regione, appunto, un protocollo d'intesa per collaborare, per far sì che i ragazzi possano, dopo la riabilitazione, continuare a fare uno sport, che non nel nostro caso ovviamente il nuoto. Invece un'altra cosa molto importante che preme dire? sì, assolutamente sì, cioè prima del trofeo, cioè durante il trofeo del Terraglio, noi siamo soliti ormai da diversi anni di organizzare delle classificazioni nazionali, ossia le classificazioni praticamente per garantire una competizione equa agli atleti paralimpici. Gli atleti stessi vengono sottoposti ad una classificazione, ossia viene assegnata loro una classe in base sia alla disabilità fisica, ma soprattutto anche alla funzionalità residua che loro dimostrano in acqua. E queste classificazioni ormai sono diversi anni che noi le svolgiamo, le organizziamo appunto al Terraglio, prima delle gare, prima del trofeo. Quindi già da diversi anni appunto che lo organizziamo, diamo la possibilità quindi a ragazzi nuovi di essere classificati, di poter così poi gareggiare con una loro classe sportiva. Questo appunto mi premeva perché è importante anche questa organizzazione da parte della società della Polisportiva Terraglio. Certo, giusta sottolineatura. E dunque per averci parlato, ecco, non solo delle gare in quanto tali, del trofeo che per quanto riguarda la Polisportiva Terraglio era appunto il trofeo Terraglio di nuoto paralimpico, ma per averci dato appunto uno spaccato di questa disciplina, ringraziamo di cuore Sandra Benedetto, delegata FINP, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico del Veneto, per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie veramente, vi aspettiamo tutti in piscina, nelle nostre piscine del Veneto. Grazie veramente.